saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi è il nostro gradito ospite lo psicoterapeuta dell'ASPIC, Carlo Conti. Lo salutiamo, buongiorno, come sta? Tutto bene? Lei era stato ospite della trasmissione, no, recentemente, della trasmissione Linea Rossa, e proprio in quell'occasione avevamo fatto qualche riferimento a un questionario che è stato realizzato proprio da ASPIC sulle sensazioni delle persone, sul modo, no, di sentirsi nel momento, sia nella fase iniziale della pandemia che con la seconda ondata. E ci sono delle differenze sostanziali fra i dati che avete raccolto. Ecco, perché quando c'era Linea Rossa ancora non c'erano dei dati definitivi e quindi non si potevano fare delle comparazioni. Adesso ci sono e quindi possiamo analizzare un po' quello che è il sistema. Sì, esattamente. Buongiorno Isabella e buongiorno a tutti. Diciamo che sono stati appunto fatti da ASPIC e quindi abbiamo cercato di mettere proprio in rete questi due questionari, uno nel periodo del lockdown, quindi nel periodo di, diciamo, di maggio-giugno, mentre il secondo del 2020, mentre il secondo alla fine dell'anno scorso 2020 e gennaio del 2021. Le domande erano pressoché identiche proprio per cercare di monitorare, di capire le differenze di vissuti da parte delle persone in queste due fasi diverse della pandemia. E sono emersi in effetti dei dati molto interessanti. Intanto abbiamo avuto molte persone che hanno partecipato, perché al primo questionario hanno partecipato più di 600 persone, al secondo circa 400. Per lo più della regione Friuli Venezia Giulia, ma abbiamo avuto una partecipazione anche da parte di altre regioni. Ecco, sono numeri importanti se si pensa, no, allo strumento con cui vengono effettuati. Poi se partecipassero tutti, ma non tutti sanno, certo, che c'è questa possibilità. certo. Quindi se uno segue determinate pagine evidentemente ha già dei problemi, si interessa proprio per risolvere i propri problemi, no? Assolutamente, sì, sono state, diciamo, questi due questionari sono stati un po' fatti girare in quelli che sono un po' i nostri contatti e chiaramente ognuno poi ha cercato di invitare anche conoscenti. Noi in ASPIC siamo un gruppo di psicologi e di psicoterapeuti provenienti anche da altre regioni. Io provengo dalle Marche, ad esempio, quindi c'è stata una grande affluenza per esempio anche della regione Marche. Diciamo che i risultati sono stati secondo me molto interessanti, perché nella prima fase quella che è stata disegnata è soprattutto una situazione legata alla paura e alla tristezza. Queste sono state proprio le due emozioni più forti che, diciamo, si sono fatte proprio presenti nelle persone. La paura in modo particolare di perdere i propri familiari. Quindi una paura relativa nei confronti del Covid e della possibile malattia su se stessi, ma soprattutto, ripeto, il timore di perdere persone care, in modo particolare diciamo, i familiari un pochino più fragili, quindi è stato segnato proprio da molti l'immagine proprio di alcuni genitori piuttosto che di anziani, che chiaramente nella prima fase sono stati sicuramente più toccati. Certo. Nel secondo questionario invece quello che è emerso è una maggiore ansia. Ansia oltre che tristezza e una certa frustrazione, una certa rassegnazione da parte delle persone proprio per questo andamento e per questo ritorno diciamo, del virus, che nel periodo estivo ha dato sicuramente a tutti un po' l'impressione che le difficoltà fossero superate. Mentre invece quando sono ritornate diciamo in autunno, la sensazione è stata proprio quella di ansia soprattutto per i giovani, quindi molti genitori hanno segnalato il timore per le generazioni più giovani e anche, mi viene da dire, c'è stata una grande, diciamo,
molte persone hanno proprio, ci hanno fatto proprio presente la loro difficoltà per quanto riguarda il trovare un aiuto da parte di altre persone, cioè molte persone si sono sentite assolutamente sole nell'affrontare le difficoltà. E quindi adesso bisogna correre ai ripari, perché da più parti giungono notizie, no? Giungono segnalazioni di persone, si segnalano anche suicidi, no? Pare, Sì. un incremento di suicidi e quindi è importante a questo punto essere vicini alle persone, è importante la solidarietà. E allora i professionisti in un qualche modo cercano di spronare, no? Per ritornare, no? Certo. Per ritornare, non dico alla normalità, ma per crearsi una nuova normalità, non scoraggiarsi. Sì, quello che ad esempio ha colpito dei due questionari, e questo è un dato abbastanza identico sia nel primo che nel secondo, è proprio la richiesta di aiuto, come le persone sono riuscite a supportarsi e quindi a resistere a questi momenti di difficoltà. Diciamo che le figure che sono state segnalate dalle persone sono proprio il partner è stato sicuramente diciamo, la persona più che è stata segnalata maggiormente, e poi le amicizie. E se mi permette Isabella, c'è stato un dato secondo me molto interessante da tenere in considerazione, e cioè che tra le voci c'era anche quella dei vicini di casa, e i vicini di casa sono in assoluto la figura che ha dato meno aiuto e meno supporto tra quelle che venivano segnate. E a noi ha fatto tanto riflettere questa risposta, perché ci ha dato proprio la sensazione che la società di oggi è una società che non è più una comunità, un po' come era una volta per quelli che erano i nostri nonni, ad esempio, dove le famiglie anche che vivevano vicine in qualche modo si supportavano, no? Tra di loro. E quindi questa indifferenza proprio nei confronti del rapporto con i vicini di casa. Ecco, rimango perché ho sentito invece di casi, no, soprattutto di condomini, in cui le persone si sono organizzate per portarsi questo piuttosto che quello, però Sì. cioè, ugualmente è emerso questo Sì, aspetto. questo Evidentemente quelli di cui io sono a conoscenza sono dei casi unici, rari, sporadici rispetto a quella che invece è la situazione generale. Sì, esatto, questa cosa anche a noi ha sorpreso tantissimo, perché l'idea proprio della solidarietà tra persone è una cosa che a noi sembrava essere molto molto presente, quando in realtà... E anche naturale, perché in un momento così è naturale. Sì, quando in realtà... ecco, nei dati che noi abbiamo analizzato questo dato proprio non emerge, o emerge molto molto raramente, esatto, molto raramente. Ecco, lì può esserci mi viene da dire un po' il sospetto che molte persone vedano in alcuni vicini degli amici, e allora il dato dell'amicizia invece è molto alto, no? E quindi chissà, forse quando c'è una maggiore familiarità con alcuni, in questo caso con alcuni vicini, magari c'è questa maggiore presenza, no? Anche da un punto di vista della solidarietà. E tra l'altro anche la figura dello psicologo è stato molto citato all'interno di questo questionario, forse anche perché sono persone che ci seguono, quindi sono persone che seguono la nostra associazione, quindi molte persone hanno parlato del proprio psicologo e dello psicoterapeuta come una figura di aiuto in questa fase di difficoltà da parte loro. Ecco perché in genere uno evita di dire che deve ricorrere allo psicologo, Sì. che deve ricorrere allo psichiatra. Se deve ricorrere a un medico, a uno specialista qualsiasi, lo dice con animo più sereno. Invece è quasi una vergogna, no? L'abbiamo evidenziato più volte. Sì. E molto probabilmente adesso emerge questo dato di questa necessità di psicologi, di ricorrere agli psicologi, perché effettivamente la figura dello psicologo sta riemergendo, no? Prima veniva tenuta nascosta.
risposta, adesso è un dato di fatto in sostanza. Sì, sicuramente, sicuramente. Diciamo che poi questi questionari sono anche anonimi e quindi danno anche la possibilità alle persone di potersi esprimere con maggiore libertà, e quindi forse anche questo ha permesso alle persone di essere più libere, no? Nel poter esprimere la loro opinione. Quindi anche lei da questa analisi rileva che c'è la necessità di solidarietà, di maggiore solidarietà, di sentirsi, di aiutarsi praticamente l'uno con l'altro. Di maggiore solidarietà e una necessità anche di maggiore socializzazione, un ritorno alla socialità. Molti hanno proprio sottolineato questa rassegnazione proprio per la mancanza di quelle che sono le libertà che chiaramente immagino quando abbiamo attraversato la fase rossa e la fase arancione sono state fortemente limitate da parte di tutti noi, così come le varie difficoltà che ci sono state da un punto di vista lavorativo, che sono state fortemente sottolineate dalle persone, soprattutto nel secondo questionario. Quindi strumenti a disposizione, abbiamo 40 secondi, il tempo vola. Diciamo che stiamo cercando noi proprio come associazione di attivarci per cercare di ritornare a quella che è la socialità, cercando di attivare laboratori, corsi, anche e soprattutto all'aperto, perché questo ci dà la possibilità magari di di poter accogliere più persone, perché chiaramente la nostra sede, anche se predisposta ad accogliere in questo momento un massimo di 15 persone, però può avere appunto delle difficoltà, soprattutto perché molte persone sono un po' in difficoltà nel fare attività al chiuso. Siamo giunti al termine di questo incontro bisettimanale con la rubrica Family, Salute e Benessere. Non posso far altro che ringraziare lo psicoterapeuta Carlo Conti. Grazie per essere stato con noi e i nostri telespettatori. Do appuntamento a giovedì sempre alla stessa ora. Arrivederci. Grazie a tutti.